Benvenuti a questa edizione di Equinews. Iniziamo rivedendo insieme le importanti competizioni del mese di giugno che hanno visto primeggiare gli atleti veneti, conquistandosi titoli importanti. Il mese di giugno appena trascorso ha regalato non poche soddisfazioni al Veneto, che con i suoi atleti si è imposto in diversi contesti nazionali, e sono state forse le competizioni giocate in casa quelle a regalare le emozioni più grandi. Il campionato regionale veneto di salto ostacoli si è disputato dal 4 al 6 giugno negli impianti dello Sporting Club Paradiso a Somma Campagna Verona. Elena Tiarca, 18enne padovana, con il suo Woodstock è la nuova campionessa assoluta di secondo grado. La giovane Amazzone ha conquistato la medaglia d'oro lasciandosi alle spalle cavalieri esperti, un risultato così bello festeggiato a regola d'arte. Un bel weekend di sport anche per la disciplina degli attacchi. 2 giorni di competizioni a redini lunghe, il 5 e 6 giugno, coordinate dal gruppo Coppiello nella location dell'ippodromo Le Padovanelle di Padova, dove è stato incoronato Giorgio Proietti, nuovo campione regionale di attacchi secondo grado Pariglie. E così il Veneto, con il suo dipartimento attacchi, ha lanciato pure un nuovo campionato di attacchi completo, con l'aggiunta della spettacolare prova di maratona a quelle di addestramento e di coni. Il centro ippico del Cristallo a Casale sul Sile è stato invece la location dall'11 al 13 giugno del campionato Veneto Pony Club e Salto Ostacoli. Per la categoria brevetti, primo grado, altezza 115, ha vinto la medaglia d'oro Alessandro Tiarca della società Gondrano e Berta di Padova. La partecipazione è stata notevole con oltre 200 binomi iscritti nelle diverse sezioni. Stessa location dal 18 al 20 giugno dei campionati regionali dressage. Nella categoria D1 senior assoluto a salire sul gradino più alto del podio è stato Alessio Corradini della scuderia Melissa. Un Veneto fortissimo dunque, ripartito alla grande nei diversi contesti regionali e nazionali. Conclusi pochi giorni fa anche i campionati italiani ambassador di salto ostacoli. All'Equestrian Center di Arezzo il Veneto ha fatto incetta di risultati importanti. A salire sul gradino più alto del podio Simona Donolato. Medaglia d'argento invece per Daniele Beghini. E continuiamo a raccontarvi dei bellissimi traguardi raggiunti dagli atleti veneti, perché davvero queste settimane hanno regalato grandi soddisfazioni, come quelle arrivate da Piazza di Siena, con un'emozionante Coppa del Presidente. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Una piazza di Siena da ricordare per il Veneto. L'88esima edizione dell'evento è ritornata in tutto il suo splendore a ospitare cavalli e cavalieri. E la manifestazione era attesa più che mai, dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia. A Roma, nella cornice di Villa Borghese, il Veneto ha ottenuto nella Coppa del Presidente una favolosa medaglia d'argento. La squadra, autrice di questo magnifico piazzamento d'onore, agli ordini del capo equipe Gianluca Palmizzi, era composta da Aisha Emma Mazzucato, Alessandra Renzi, Gae Zamperetti, Giulia Padovani, Carlotta Sofia Chimirri. Abbiamo incontrato parte della formazione vincente per farci raccontare l'emozione di entrare in quell'ovale. È stato molto emozionante, poi devo dire che c'era una bella squadra e tra di noi ci siamo trovate subito molto bene e quindi è stato anche più facile le gare, darci consigli sulle varie prove. Anche tu un po' ti senti importante perché comunque è per la tua regione che stai gareggiando, quindi senti che è un po' la responsabilità, ecco. È stata la prima volta ed è stata una grandissima emozione e poi era proprio un sogno gareggiare nell'ovale e siamo riuscite tutte e tre ad arrivarci e è stato bellissimo. Il risultato finale è stato determinato da un solo punto di penalità di distacco dalla squadra vincitrice, il Piemonte. Tanta dedizione e impegno, frutto di ore ed ore in maneggio ad allenarsi e ad accrescere il rapporto con il proprio cavallo, ma senza tralasciare la scuola. La scuola ha fatto bene e studio solitamente in macchina, quindi sì, perché poi anch'io ho un'ora, 45 minuti andare e tornare tutti i giorni. Anch'io sono là quasi tutti i giorni, di solito papà torna a casa a prendermi la sera con il tempo un po' di fare i compiti, poi sto là abbastanza ore, poi torno a casa e studio ancora, fino alle solite sera tardi. Il mio pony e il mio cavallo sono i miei compagni di vita e fanno parte ormai della mia quotidianità e quindi non potrei immaginarmi niente senza di loro e davvero mi liberano da tutto e
Sono degli animali tanto intelligenti e sentono tutto e li vedi subito e ci stanno davvero dando il cuore. Ritorniamo in Veneto con il campionato nazionale Endurance che si è svolto a Isola della Scala, Verona, dal 28 al 30 maggio. Daniele Serioli si è riconfermato campione italiano Endurance agli assoluti. Il 26enne lombardo si è imposto nella 3 stelle di 160 km in sella a Jarnac dell'Orsetta, un puro sangue arabo che già l'anno scorso lo aveva portato al primo posto all'esordio dei campionati italiani. La competizione, sviluppata con 5 percorsi immersi nella pianura veronese, è stato il banco di prova per i mondiali Endurance che avranno luogo il 22 ottobre 2022 nella stessa location. Cambiamo argomento e parliamo ora della Stivaleria Parlanti che da oltre 30 anni nel suo laboratorio di Roma produce stivali su misura di altissima qualità. E da passione e ricerca è nata anche una collaborazione con Michelin. Scopriamo di che cosa si tratta. Stivali da equitazione su misura, il risultato di anni di studio, impegno e costante dedizione fra tradizione e ricerca. I prodotti della Stivaleria Parlanti, realizzati nel laboratorio dell'azienda a Roma, sono la massima espressione del Made in Italy. Grazie ad una sapiente e meticolosa lavorazione artigianale e a materie prime di assoluta qualità, ogni pezzo è irripetibile. Stivali, stivaletti, ghette, chaps e svariati accessori accompagnano da oltre 30 anni i migliori cavalieri e amazzoni del mondo in ogni loro momento sportivo. Io ho passato circa 22 anni, tutti i weekend in concorso, in Italia e all'estero. Diciamo, ho fatto concorsi in tutto il mondo e lì poi capisci, cerchi di capire le problematiche, il bisogno che hanno i cavalieri e quindi quello poi ti porta, se ovviamente ti piace, sei appassionato, a creare, sviluppare, ricercare e infatti è stato un continuo cambiamento di modelleria, di suole, di tante cose che poi ci hanno portato, comunque ci portano a stare sempre lì e anche a copiarci. Passione, ricerca e innovazione che hanno portato Parlanti a collaborare con Michelin nel creare una speciale suola particolarissima e con una formula esclusiva. Ha 3 parti diverse di mescola, anche i canali di scarico sono stati studiati a parte, la parte che poggia sulla staffa ovviamente ha una mescola un pochino più dura perché deve resistere più e meno dura qua e al centro, e il tacco anche c'è una parte morbida dove poggia e una parte un po' più dura, cioè è una sola stata studiata ad hoc veramente per questo stivale, che poi ecco, anche questo stivale un po' ho rivoluzionato il concetto dello stivale, perché effettivamente se prendiamo uno stivale di 20 anni fa, 25 anni fa, ecco, è un altro mondo. L'estrema attenzione al dettaglio, la capacità di saper ascoltare le esigenze di chi li indossa per arrivare a creare uno stivale morbido ma allo stesso tempo estremamente resistente, elegante e unico. Forse è proprio così che la lavorazione artigianale si trasforma in arte. Il Comitato Regionale Veneto della FISE, guidato da Clara Campese, in sinergia con Team Wow e con il patrocinio di FISE Nazionale, ha realizzato un master giovanile di crescita tecnica con Michel Robert, rivolto a ragazzi tra i 16 e i 23 anni. Vediamo come sono andate le selezioni. 7 hours driving on the highway. Michel Robert Master for You. È questo il nome della borsa di studio che porterà 6 giovani amazzoni e cavalieri a vivere 5 giorni con il fuoriclasse francese del salto ostacoli. Michel Robert dal 12 e 16 luglio li accoglierà nelle sue scuderie di Lione, un'esperienza straordinaria per carpire gli insegnamenti più profondi e naturalmente la tecnica di uno dei migliori cavalieri al mondo. Un bel progetto che davvero mette al centro i giovani, sostenuto con il prezioso aiuto degli sponsor Carpos, Equiline, Scuderia del Santo, Edrasis Group e Visentini Giovanni Trasporti Fluvio Marittimi. Il costo dello stage è infatti interamente a carico dell'organizzazione.
17 in totale i giovani che nella cornice della Scuderia del Santo a Padova hanno sostenuto le varie prove per aggiudicarsi il pass, una scelta non facile per la commissione giudicante, resa ancor più difficile dal livello di preparazione degli atleti. E qui c'è stato un piccolo colpo di scena perché per la qualità dei ragazzi è stato impossibile sceglierne solo 5 come stabilito. E così, grazie al grande spirito di collaborazione, c'è stato il benestare per raggiungere un altro posto. E alla fine, per 6 di loro, la gioia è stata incontenibile. Che qua piangono tutti quanti. Il leone alato, simbolo per eccellenza del Veneto, è il protagonista dei nuovi loghi adottati dal Comitato regionale per esaltare le diverse discipline. Novità in casa FISE Veneto, che ora può identificare i suoi atleti con dei nuovi accattivanti loghi. Per rappresentare infatti in maniera efficace i diversi dipartimenti, il Comitato regionale si è affidato alla sapiente mano di Sergio Penner, visual designer di esperienza, che nel rispetto dei protocolli previsti dalla Federazione Nazionale ha elaborato il logo Veneteam, per caratterizzare trasversalmente tutte le discipline. Da qui l'idea di declinare il simbolo veneto per eccellenza, il leone alato, in diversi modi con lo scopo di comunicare i differenti settori. E dunque il mondo pony, il settore giovanile per il salto ad ostacoli, Children, Junior, Young, Rider ed infine gli ambassador, cioè la rappresentativa over 45. Molto importante perché, a parte il logo della FISE, è importante identificare anche l'appartenenza alla nostra regione, e quando si va fuori regione in occasione delle manifestazioni in cui la rappresentativa veneta deve portare in alto i colori della propria regione, avere un tratto distintivo del Veneto oltre ai colori è a nostro avviso importantissimo. L'idea di avere degli elementi distintivi, elementi di riconoscibilità dei vari settori diventava quasi una necessità, oltre che una bellissima indicazione sportiva. È stato un progetto che, al di là delle motivazioni, nel mio caso anche personali, con un afflato personale, è stato un lavoro che voleva essere, almeno negli intenti, formalmente compiuto. I nuovi loghi, impressi nelle divise degli atleti veneti, hanno già fatto il loro esordio in diversi contesti, raccogliendo l'entusiasmo di tutti. Gadget e abbigliamento per la comunicazione anche nel settore equestre. Vediamo ora le soluzioni personalizzate studiate da TL, azienda che con il mondo dei cavalli ha un legame molto profondo. Comunicare in modo efficace la propria azienda e migliorare la propria visibilità commerciale, qualità fondamentali in un mondo che si propone sempre di più attraverso i media e i social. Per curare con attenzione ogni aspetto grazie a soluzioni personalizzate, oggettistica e abbigliamento, TL Realtà di Pavia è il partner ideale per sviluppare l'identità della propria attività. TL è un'azienda che ha nella sua caratteristica principale il fatto di personalizzare internamente tutto ciò che produce o commercializza, per cui la possibilità di reagire alla richiesta del mercato in tempi estremamente rapidi. TL è questo, TL è un'azienda che lavora soprattutto sull'immagine, soprattutto su quello che sono i prodotti destinati a comunicare la propria immagine, il proprio brand e la propria identità. Il desiderio di rivolgersi al mondo dell'equitazione nasce poi da una forte passione per i cavalli. Questo capo in particolare è stato prodotto per il teatro equestre, che è una disciplina nuova che FISE Veneto sta portando avanti e che io ho avuto modo di apprezzare particolarmente. Fa parte di quello che noi facciamo, cioè della capacità della mia azienda di personalizzare i capi in maniera magari molto particolare a volte, per cui non semplicemente con una stampa tradizionale ma con stampe dirette, con la costruzione addirittura del capo. Le diverse linee di abbigliamento inoltre sono disponibili tutto l'anno, con la possibilità anche di scegliere soluzioni sostenibili e a ridotto impatto ambientale, proprio come vuole la filosofia TL. In questo caso parliamo di un prodotto che è cotone organico e parliamo di prodotti che sono
fatti con tinture ecologiche, di conseguenza con una grande attenzione alla sostenibilità e all'ambiente. Come in questo caso abbiamo una linea di prodotti, di zaini, di borse, di contenitori vari che sono PVC free, per cui prodotti in assenza totale di PVC. ETL sta realizzando anche un nuovo progetto dedicato al settore equestre con la creazione di prodotti specifici personalizzabili. Sono prodotti legati ai concorsi, per cui le tendine da box, le sacche portafasce, gli zaini per i groom, insomma tutta una serie di prodotti che a brevissimo saranno presenti sul sito e saranno una sezione dedicata proprio al mondo dell'equitazione. TL è anche a volte il supportare alcuni progetti, in questo caso parliamo del progetto Rispettiamo, che è un progetto che nell'ambito dell'equitazione si ripromette di sensibilizzare le persone al rispetto e all'amore per i cavalli. E poi gadget di ogni tipo, biglietti da visita, brochure, cataloghi, installazioni per fiere e tour promozionali, creati da un efficiente studio grafico. Il tutto studiato su misura con un preciso servizio di consulenza. TL, insomma, è il collaboratore perfetto per una strategia aziendale di successo. Siamo arrivati al termine di questa edizione. Per conoscere gli appuntamenti del mese di luglio vi invito a consultare il sito e i canali social di FISE Veneto. È tutto, ricordatevi di mettere mi piace e di condividere Equinews. Arrivederci.